Partita entusiasmante mercoledì sera al Pasetto per gli ottavi di finale di Coppa Veneto tra il Pozzo ed il Pastrengo. Nonostante le condizioni ambientali non fossero ideali per disputare un incontro di calcio, temperatura sotto zero, campo ghiacciato e nebbia fittissima, il pubblico, insolitamente numeroso nonostante il freddo, la nebbia e le partite in TV, si è certamente divertito. Alla fine passa il Pozzo ai rigori, dopo una partita combattuta ed equilibrata tra due squadre ai vertici dei rispettivi gironi di campionato. Nel primo tempo il pallino del gioco resta per lunghi tratti nelle mani degli ospiti, che però si rendono veramente pericolosi solamente a metà della frazione, con un'azione sventata dal bravo Facchinetti in uscita a terra. Al rientro dopo intervallo è il Pozzo a dominare la scena, con il gioco brillante e spettacolare, con azioni ficcanti e molto veloci. Dapprima è Filippi ad essere anticipato all'ultimo secondo davanti alla porta, poi è Bendazzoli a colpire il palo a portiere ormai battuto. Poi è finalmente Filippi a sbloccare il risultato. Dentro, butta dentro, è meo però. Gol, gol, dai che le gol, dai che le gol! Dai che le gol! Dai, vinto, bravo! Bravo! Nel momento più bello dei padroni di casa, gli ospiti inaspettatamente pareggiano su calcio di punizione. La partita continua con assalti arrembanti del Pozzo, che però non fruttano nessuna rete, nonostante un paio di occasioni clamorose. Si arriva così ai rigori. Nel festival dell'errore dal dischetto prevalgono i padroni di casa, che segnano il penalty decisivo con Bertaboni. A margine della partita va segnalato il comportamento di alcuni tifosi del Pastrengo che durante l'incontro hanno insultato l'arbitro, i giocatori del Pozzo ed i tifosi rossoblù, arrivando anche ad insultare pesantemente e minacciare l'autore di questo servizio. Un peccato, perché la squadra ospite è invece un esempio di correttezza e non merita tifosi di questo genere.